Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. E siamo sempre noi, siamo quelli di Made in Polesine, siamo pronti per iniziare come sempre una nuova puntata di Made in Polesine. Ah, guarda un po', siamo prontissimi, siamo proprio lì. Pronti, perché proprio siamo fiduciosi anche di questa puntata che stiamo per iniziare. Sai che la 252esima puntata? Pensa un po', 252 sembra puntate. ieri, 252 puntatone. Sì. Lo diciamo, abbiamo iniziato quasi per caso, insomma, ecco, per gioco, così. C'è da dire che appena cominciato il signore qua davanti mi diceva, ma poi ti stanchi subito, ma siamo sicuri che continui, 252 puntate, boccalone. Pensate un po', 252 puntate. Hai visto il boccalone di boccalone? Ecco, ho preso del boccalone. Sì, te lo meriti. Che è una forma dialettale, insomma, italianizzata, però insomma. Intendo se è boccalone. Boccalone, proprio detto in dialetto schietto. Ecco. Dai. Allora, ringraziamo, dobbiamo farlo per forza di cose, insomma, i nostri media che ci trasmettono tutte le settimane, Radio Diva, Radio Club Rovigo e Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli e lui è Leandro Maggi. Ancora buongiorno e benvenuti. Allora, i titoli di oggi. Nutrie versus Polesani. Ecco, aspettavo questo. Non sapevo se dovevi correggere. No, ti sei un po'. Vabbè. Turismo via d'acqua, nuova frontiera. Poi contagio in Polesine a quota zero. E questa è una bella notizia, insomma. Poi dall'Ara sempre più solo. Ultimo, ma non ultimo. Turismo, crisi o ripresa? Questa è una bella domanda. Facilmente intuibile comunque. Vabbè. Ci sentiamo tra pochissimo per iniziare Made in Polesine. È pronto, siamo pronti quindi per iniziare ufficialmente da questo istante la puntata di Made in Polesine. Andiamo con il primo titolo. Vai. Posso andare? Sì. Vai. Nutrie versus o contro Polesani. Cosa dire? Allora, sui giornali di questi giorni, l'altro ieri, c'era la notizia che le nutrie hanno superato di gran lunga gli abitanti del nostro territorio. Fronte di 200.000 nutrie, noi probabilmente siamo molto meno, infatti siamo sono più nutri che polesani. Sì, sono più nutri che cristiani. E tra l'altro 200.000 nutrie che hanno probabilmente un tasso di crescita e di prolificazione meglio che Mandingo. Che ci danno, insomma. Che ci danno, praticamente davanti a 200.000 nutrie. L'anno scorso nel 2019 ne abbiamo uccise solamente 11.000. Sappiamo che c'è la possibilità per i cacciatori di avere la licenza come 007 per uccidere le nutrie, e quindi questo è cosa che stranamente poi i verdi l'hanno sopportata. Questo non ho capito come hanno fatto a convincerli. Probabilmente hanno capito che loro, insomma, che questo perché poi le nutrie è veramente un'emergenza. Le nutrie hanno un grosso problema che sono molto simili ai castori, quindi fanno delle buche negli argini, naturalmente a secco, dove non arriva l'acqua, e dopo però quando il Po cresce i buchi dentro si riempiono e potrebbero anche trapassare da una parte all'altra e potrebbero indebolire. È un problema gigantesco e grossissimo. La domanda è questa: ma da dove saltano fuori le nutrie che 10 anni fa non c'erano, 15 anni fa non c'erano e adesso ce ne sono ovunque, specialmente spiccicate sulla strada degli argini, spiccicate. Vabbè, comunque ecco, sappiamo che c'è questa emergenza e quindi i cacciatori hanno licenza di uccidere come 007 e vediamo di risolvere anche questo problema. Secondo me sarebbe meglio che a nessuno venga in mente di chiamare un altro animale per debellare questo. Esatto, perché per me, io premetto che non so niente, però so che ogni tanto sfugge di mano la situazione a chiunque. Hanno detto che per eliminare le cimici, questo non c'entra niente, però le cimici cinesi, però le cimici cinesi che tanti danni fanno, hanno chiamato le vespe killer. Scommettiamo che fra un po' ci sarà da trovare un animale che ucciderà le vespe killer. Ascolta, faccio una battuta per debellare un po' le nutrie, ma noi abbiamo un Nutriaman qui. Esatto. Potrebbe essere la soluzione giusta.
Tra l'altro potrebbe fare, sai come il pifferaio magico, no? Esatto, cioè, comincia a pifferare e porta le nutrie di male. Questa era una cosa, una battutaccia. Tra l'altro Nutriamen sono pronti con il film, fra poco finalmente verranno fuori perché per colpa del Covid hanno dovuto rinunciare alla premiere. Abbiamo visto tra l'altro noi anche le riprese, insomma, noi eravamo presenti alcune volte. Sì. E comunque bravi gli amici di Nutriamen, tra l'altro stiamo girando con dei filmati delle prime 3 edizioni, i numeri 1, 2 e 3 di Nutriamen, in prospettiva e in preparazione della premiere. Abbiamo fatto un po' l'aggancio tra la Nutria reale e il nostro Nutriamen locale, insomma, ecco. C'è Nutriamen, però c'è anche Aquamen, che è il nostro amico Roberto, il nostro amico che salutiamo. Ciao Roberto. Vabbè, questo è il soprannome un po' ci sta, dai. Ci sta. Dai. Allora, ci sentiamo tra poco per continuare Medi Polesine. Siamo pronti per ripartire, per continuare la puntata di oggi di Medi Polesine. Secondo titolo che andiamo a sviluppare: turismo via d'acqua, nuova frontiera. Cosa vuol dire? Che dire che c'è una bella iniziativa per fare c'è già navigabile il Canal Bianco da Rovigo ad Adria e portare naturalmente i turisti su, ma anche con le biciclette, siccome ci sono delle piste ciclabili abbastanza interessanti ad Adria come a Rovigo, anche nel Delta eccetera. Per questo in particolare che stiamo citando adesso è un'operazione fatta da le amministrazioni rivierasche del Canal Bianco, quindi la possibilità di andare da Rovigo ad Adria, che tra l'altro io non so se tu l'hai mai visto, però se vi capita di passare da Adria verso Gavello per esempio, oppure ad Adria verso Ceregnano, quindi seguire quel canale lì ha un fascino abbastanza interessante, molto particolare, sì. bello. Sappiamo che c'è un ristorante, un bar che praticamente fa anche servizio a navetta, porta le persone, i turisti con una barca eccetera, e c'è anche la possibilità di abbinare questo anche alle biciclette. L'abbiamo detto 1 miliardo di volte, sottolineiamo ogni volta che questo turismo tra virgolette povero, nel senso che siamo abituati, vorremmo tutti i turisti che vengono dall'America o dalla Cina e che ci portano centinaia di miliardi di euro. Questi non vengono più il primo, perlomeno quest'anno e anche il prossimo anno, e quindi ben venga anche questo turismo nostro nazionale, e far conoscere il Delta, visto che abbiamo questa possibilità, questa fortuna di essere in un posto unico. Ben venga questa iniziativa. Bravi a Rovigo, Adria e tutte le amministrazioni che hanno aderito a questo progetto. Bene. Quindi abbiamo concluso anche questo ulteriore step. È stato quasi indolore. No, è stato proprio un pic indolore. Velocissimo. Ci sentiamo tra poco. Ritornati, siamo sempre noi, quelli di Medi Polesine, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, Radio Diva, Radio Colbe, Medi Polesine. E adesso però prima di partire volevo salutare un amico che ci segue tutte le settimane, il nostro Paolo Boscolo Sisillo. Buongiorno Paolo. Ciao Paolino. Paolo, il nostro amico che ci ascolta, sì, che ogni volta ci mette è il nostro referente di sottomarina, dai, diciamolo. Vabbè. Ciao Paolo, grazie di che ci ascolti. Bene. Allora, facciamo ordine e proseguiamo con il nostro terzo titolo: contagio in Polesine a quota zero. E questa sicuramente è una notizia buona, positiva. Tra l'altro non è che sia solo da oggi o da ieri, sono già 15 giorni che non ci sono contagi, ci sono solamente 2 positivi, questi qua sono i dati ufficiali dell'USL 5, e quindi questo è cosa buona e giusta. Che dire, allora c'è segnali di grossa normalità, la gente ancora resiste un pochino con le mascherine, ma sempre meno. Sì, perché con queste temperature, sai, sì, diventa veramente un problema portare la mascherina, però ci vuole, dai, ragazzi. Ecco, questo step l'abbiamo messo innanzitutto per sottolineare il fatto che fortunatamente non ci sono più contagi. Il secondo motivo è che secondo me, e ne parlavamo io e te anche prima, quindi anche secondo te, non bisognerebbe cominciare a dire che mai in settembre chissà cosa arriva, facciamo un discorso cominciando dall'economia. L'economia riparte se c'è una certa sicurezza. Se cominciamo a fare terrorismo, che in settembre-ottobre ritornerà con la pandemia, ritornerà ancora nella stessa maniera, e qua e là e su e giù, l'economia non riparte. Ricordiamo che solo nel nostro territorio, da Adria in giù, che è il nostro territorio di riferimento, hanno chiuso in questo periodo
post-Covid una quindicina tra bar e ristoranti, e molte attività a fine anno sicuramente molleranno l'osso. Esatto, sì. E quindi questa è una cosa molto grave. Seconda battuta, la gente non spende. Gli unici che stanno incassando in questo momento qua sono gli online. Ricordiamo che l'online non fa niente bene per le economie locali, perché proprio, e quindi c'è in arrivo, più che la pandemia, c'è in arrivo una grossa crisi economica per quanto riguarda settembre-ottobre. Se poi ci aggiungiamo un pezzo da 90, che c'è sempre il virologo di turno o questo e quell'altro che dice che attenzione, che settembre e ottobre ritorneremo ancora peggio di prima, eccetera eccetera eccetera, tanto vale che portiamo i libri in tribunale. Quindi cercate in primis chi ci chi ha le responsabilità di non fare allarmismo. Giustamente ha sottolineato che non bisogna mollare l'osso con le mascherine, eccetera eccetera eccetera, però se però a priori pensiamo che da settembre in su le cose saranno come a marzo, non ne veniamo fuori. Ecco, ma questo è quello che volevo dire. Si sta facendo veramente un po' di terrorismo, questo mediatico, se vogliamo, anche per, non so, per intimorire un po' la gente, oppure per tenerla, che ne so, la grande massa, per tenere un po' a riguardo, nel senso, non sbraghiamoci proprio veramente, e quindi forse questa può essere una soluzione, cioè fare un po' di allarmismo, però certo che la cosa crea parecchio problema, ma sulle prospettive future. Insomma, chi deve fare, che ne so, qualche investimento, deve fare ha dei progetti, non sa se durante l'autunno si potrà fare o non si potrà fare, perché forse magari c'è questo handicap. A te non dà l'impressione che ci sia proprio bastone e carota? Allora, a fronte del fatto che ci sono solo 2 positivi ormai da 2 mesi, e ieri è venuto fuori che 32 persone sono state contaminate qua e là e su e giù. Ci rilassiamo un attimo e arriva fuori quello che è stato in Serbia, eccetera eccetera. Hanno fatto la partita di calcio col Napoli, sembrava che il giorno dopo dovessero tutti essere infettati. Hai sentito qualcosa tu? Comunque siamo sempre noi allarmati di quanto ci racconta prevalentemente la televisione, però i dati certi non li abbiamo, cioè ci dobbiamo fidare di quello che ci dicono, però effettivamente non sappiamo se la cosa sia veramente veritiera oppure no. Quindi, sicuramente è una questione di interpretazione. Io a volte hai qualche dubbio. Ho qualche dubbio su questa cosa. Cioè, ci fanno credere un po' quello che vogliono, ci fanno andare nella direzione prescelta già da questi signori. Vabbè, questo è il nostro dire, il nostro pensiero attuale, insomma, il mio, non voglio coinvolgere neanche Leandro che è qui vicino a me, però insomma questa secondo me è l'andamento che abbiamo in questo momento. Finito? Speriamo che a settembre, invece che arrivi la pandemia, che non arriverà, che cominci a riprendere l'economia. L'economia in questo momento qua è drogata dal fatto che siamo in estate, però le cose non stanno andando molto bene, quindi regoliamoci e valutiamo questo problema. Certamente. Ci sentiamo tra poco per continuare Made in Polesine. Continua anche oggi la puntata di Made in Polesine in questo luglio, in questo caldissimo luglio, anche se qualche giorno fa c'è stata una rinfrescata, però adesso sembra che caldo. Sembra che il caldo sia ritornato, dai. Allora, quarto titolo che andiamo ad affrontare, Dallara sempre più solo. Allora, Dallara, il presidente della provincia, è sempre più solo, nel senso che 4 amministratori, 4 consiglieri, che in particolar modo i consiglieri di Adria e di Canaro e il sindaco di Taglio di Po Francesco Siviero, e di Sponda un pochino il sindaco di Polotolle Roberto Pizzoli, che non ha firmato il documento però è solidale con i 3 transfughi, ha detto che valuteranno caso per caso l'operato della provincia e valuteranno se dare il sostegno o meno. È una cosa molto anomala la provincia di Rovigo, come tutte le province. Ricordiamo che le province con il governo Renzi dovevano essere abolite. Fatto sta che non sono state abolite, hanno aggiunto un sacco di province che io non sapevo neanche esistessero, penso una quindicina di province in più. E quindi si è fatto esattamente il contrario di quello che tra l'altro con un ente che ha un sacco di responsabilità, perché ricordiamo che la provincia, in primis la responsabilità delle strade, la provincia di Rovigo, che è una provincia fondamentalmente molto piccola, ha più di 500 km di strade provinciali appannaggio della provincia, quindi la provincia deve
gestire queste. Come fa a gestirle? Che non ci sono economie per le province, deve aspettare i soldi da parte della regione. Quindi ci sono due enti che molto spesso anche non si parlano e che devono gestire una cosa che ne basterebbe uno per gestire. È vero che la provincia ha un costo quasi zero, adesso c'è anche la paga del presidente che prima non c'era, però le cose o sono utili o non sono utili. Se non contano niente, aboliamole definitivamente. Se invece dovessero contare, diamogli gli strumenti per poter contare e non essere un subalterno a un altro ente che potrebbe essere la regione da una parte e il comune dall'altra. Quindi solidarietà da una parte al presidente Dallara, che comunque un po' di colpe le ha, nel senso che almeno a sentire gli amministratori che l'hanno un po' contestato non ascolta molto gli altri, quindi, vabbè, no. Ma chi siamo noi? Sentiremo il presidente quando avrà voglia, gli faremo un'intervista e capiremo un pochino il suo punto di vista. Sentendo il punto di vista dei contestatori, giustamente dicono per loro che non vengono molto ascoltati, ma questa è un'altra storia. Ricordiamo anche poi il fatto che gli stessi amministratori erano quelli che l'avevano contestato per i diritti esclusivi di pesca, che anche lì è stato un episodio secondo me mal gestito, che doveva essere gestito diversamente e con più coesione da parte di tutta la struttura provinciale e soprattutto dal presidente. Ma come al solito chi siamo noi per giudicare? Però intanto abbiamo bastonato Dallara, come si dice, all'endito. Detto questo, Dallara contro tutti. Va bene, dai, ci sentiamo tra pochissimo per l'ultimo argomento di oggi. Pronti per affrontare l'ultimo argomento di oggi, come sempre Made in Polesine, e adesso parliamo di turismo, crisi o ripresa? Bella domanda questa qua, veramente. Allora, naturalmente ci metto il punto di domanda. Valutiamo in funzione di quello che vediamo nel nostro territorio. In particolar modo, visto che la spiaggia più importante e più seguita è Rosolina Mare, che dire, sabato e domenica stracolmo, strapieno, ristoranti pieni, spiagge piene, spiagge libere piene, strade intasate eccetera. Però tu vai dal lunedì al venerdì, c'è veramente poca gente. Io sentivo stamattina un titolare di un bagno, di un'agenzia, che diceva che effettivamente hanno perso i famosi 2 mesi per il lockdown, COVID, sì. Però sono più o meno con i parametri dell'anno scorso, mancano gli stranieri, però gli italiani hanno sopperito eccetera eccetera eccetera. Allora questo è un fatto positivo. Il fatto negativo è che visto che la puntata l'abbiamo un pochino impostata su un post Covid e le conseguenze del post Covid dal punto di vista economico più che di salute, Rosolina Mare è un esempio, come sarà sicuramente anche nelle spiagge del Delta, Barricata e Boccasette e Porto Levante, visto che anche questa è un'altra spiaggia che dimentichiamo spesso, ma c'è. Certo, sì. Il problema è che la gente non spende, la gente spende pochissimo, spende poco nei bar, spende poco nei ristoranti, al di là che sia pieno sabato e domenica, quindi la gente sicuramente ha paura del futuro, B, dopo 2 mesi che è stata ferma, ha veramente probabilmente le casse disseguate. Se aggiungiamo che molti non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, molte aziende i famosi 600 euro che non devono ancora riaprire eccetera eccetera eccetera, quindi questi sono segnali che portano a capire perché non sta riprendendo al meglio, non c'è il consumo. Che dire, sono ferite che ci leccheremo per un po' di tempo. Il sindaco di Taglio di Po, che ho intervistato proprio ieri, gli chiedevo secondo lei quando è che entreremo a regime, e mi ha detto fra 1 anno. Io pensavo fosse pessimista, però forse c'ha ragione lui. Forse sì. Forse c'ha ragione lui. Speriamo di no, ma forse sì. Quindi facciamo un pochino come le formiche, non come le cicale, cerchiamo di superare questo momento, diamoci tutti una mano, però sarà dura. Sarà dura veramente questa cosa. Speriamo sia meno pessimistica la situazione di quanto ci si preavvisa. Purtroppo si preavvisa. Vabbè, speriamo. Noi che di solito siamo ottimisti, siamo un pochino sull'avvilito. Speriamo di sbagliarci. Ce l'auguriamo con tutto il cuore. Allora dai, abbiamo di fatto concluso la puntata di oggi. Ci sentiamo solamente tra pochissimo per i saluti finali.
Veramente in conclusione ringraziamo come sempre Radio Diva, Radio Colbe e Medi Polesine, sono i nostri media che ci trasmettono tutte le settimane, gentilmente ringraziamo, salutiamo i nostri amici quindi che ci ascoltano da Rovigo città e salutiamo anche soprattutto i nostri amici locali che ci ascoltano dal Basso Polesine attraverso Paolino. Radio Diva, il nostro caro amico Paolino, dai, allora. Siamo pronti per concludere, mi sembra che volessi aggiungere una cosa. Volevo aggiungere che sabato ritorna ancora Ritorno al futuro, che è il programma musicale cabarettistico eccetera che faccio a Rifugio Barricata a Porto Tolle, proprio in Caddiola, l'ultimo paese. Quindi sabato dopo sabato 11 10 sabato comunque sabato prossimo. Ricordiamo come sempre che la prima messa in onda di Medi Polesine è il giovedì, quindi se ci ascoltate il sabato ci sentite fate in tempo a venire, oppure la domenica, magari l'evento è già passato, però insomma noi stiamo parlando del presente adesso che è giovedì, quindi sabato prossimo Ritorno al futuro, venite a vedermi in barricata. Naturalmente l'invito anche per te, naturalmente se puoi venire con la tua bella signora. Non mancheremo a questo evento, va bene. Con questo abbiamo concluso. Posso fare un ultimo link? Dai. Allora, io lunedì sono andato con il mio scooterone a Occa Marina per l'Argine. Sì. E mi sono fermato perché uno sciagurato ha buttato delle immondizie, un materasso gigantesco, dei bidoni di colore eccetera sull'Argine. Avevo fatto il post e un amico di Portotolle, Idrofer, che è Claudio Narsi, è andato col suo furgone a tirare su la cosa, tutto il materiale. Io gli dico non solo bravo, ma veramente chapeau. Anzi, il chapeau lo dedichiamo a lui. E mi raccomando, ricordiamolo ancora una volta, non fate questi di abbandonare l'immondizia o che ne so il frigorifero sugli argini, perché c'è l'ecocentro che ritira tutto quanto, quindi mi raccomando non fate queste cose, non si fa, è un segno proprio di inciviltà e anche di ignoranza, se vogliamo, dai, insomma, ecco, bravo Davide. Non volevo offendere nessuno, però insomma chi getta l'immondizia per strada o negli argini è uno sciagurato, va bene. E bravo a Claudio Narsi, che è andato da solo a prenderli su e senza che nessuno lo obbligasse, proprio di sua spontanea volontà. Ha fatto un gesto nobile, un gestissimo, dai, bravo. Bene, allora con questo abbiamo veramente concluso, ci risentiamo la prossima settimana, mi raccomando divertitevi in questo fine settimana, non fate scalmanati, insomma, rimaniamo comunque dentro ai toni accettabili e con questo siamo veramente al termine. Il nostro countdown il countdown lo dedichiamo a Claudio Amleto Narsi. Vai. Facciamo un pollicione doppio. Un pollicione per chi ci vede in TV o si vede in radio, purtroppo no. Vabbè, countdown. 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Bravo Claudio. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.